Nel nostro viaggio in questi 8 pensieri maligni che secondo la tradizione orientale fanno presente ciò che noi appunto codifichiamo con i 7 peccati capitali, noi arriviamo oggi al pensiero della vanagloria. La vanagloria si chiama kenodoxia in greco, che vuol dire vuota opinione, che può essere definita l'immodestia, la millanteria, la vanità. È interessante che c'è un nome di questo pensiero che è il fumo, cioè l'inconsistenza, la spocchia, la prosopopea, l'arroganza, la megalomania. Questi sono vari nomi che vengono usati per indicare questo mondo. Di che parliamo? Forma particolare di autoincensamento, di desiderio di manifestare la propria grandezza, una forma di superiorità. La kenodoxia è uno dei pensieri più distruttivi sotto il punto di vista spirituale. Vedremo un pochino in questa prima trasmissione soprattutto gli aspetti negativi. È un gonfiarsi di vuoto. Kenodoxia, kenos vuol dire vuoto, proprio ciò che non ha niente dentro, e la doxa la traduciamo opinione. Platone la considera per esempio la forma più bassa di conoscenza. Vivere della vuota opinione, cioè quando il nostro comportamento dipende dal voler essere riconosciuti, dipende dall'opinione altrui. È interessante che in ebraico questa parola corrisponde a hevel, che significa vapore umido, quella condensa che viene fuori dalla bocca quando c'è freddo, no? E comincia così il libro del Coelet: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. È interessante perché quel vanità è hevel, vapore di vapore, dice Coelet, vapore di vapore, tutto è vapore. In certo senso è proprio qualcosa che si perde, che si spreca. Vivere per una cosa che dura un attimo, vivere per un vapore, vivere per un qualcosa che si disperde, una spesa inutile, no? Un applauso, e quando è finito non c'è più, un'opinione che in un minuto cambia. La vanagloria è una trappola enorme che incastra le persone nel vivere fondamentalmente per l'istante, per una notorietà che sia qui e ora. Ed è interessante, aspetto fondamentale della vanagloria, che dà un'energia enorme. La vanità può essere un motore straordinario per fare sacrifici incredibili, per atti eroici. Ci sono definizioni interessanti proprio dello stesso Agripontico: la vanità rinvigorisce il malato e il vecchio. Per fare bella figura per una persona spezzata dalla stanchezza, tira fuori tutte le sue energie, risveglia la prontezza e la voglia di fare. Infatti il vanaglorioso è uno schiavo del giudizio altrui, fa tutto perché gli altri non lo disprezzano. In effetti la vanagloria si oppone all'acidia nettamente, e è interessante che il colore della vanagloria è un colore febbrile, che cancella tutti i problemi, cancella tutte le pulsioni. Vivere per l'opinione altrui può portare a accettare pesi incredibili, straordinari. Andiamo avanti nell'analisi della vanagloria pensando e ricordando una cosa: i pensieri
secondo la spiritualità orientale, di cui Evagrio Pontico è un ego sapiente, sono di due tipi, avevamo detto: quelli che spingono fuori della via del bene, che ne so, la gola, la lussuria, che abbiamo visto sono le tentazioni primarie, e quelli che tentano lasciandone la via del bene. Nitidamente la vanagloria è un pensiero che lascia nel bene, pervertendo il bene dall'interno. Infatti la vanagloria spinge a offrire ogni atto, anche i più santi, e in fondo a se stessi, al proprio ego. Infatti il vanaglorioso è quello che si compiace del bene compiuto, agisce e parla in fondo come se stesse sempre davanti a uno specchio, schiavizzato dalla sua stessa immagine, perché vive per l'opinione altrui, fatica mostruosamente facendo continui sacrifici per la mera apparenza, come abbiamo già detto. La vanità è un male gravissimo. La nostra società è infettata di vanagloria, con tutta la sua ansia da look, da bellezza, da appariscenza, sacrifici, diete, fatiche, sport, tutto pur di apparire belli. Per la buona opinione degli altri si sacrifica anche il riposo, il tempo più intimo, più personale. Per la vanagloria ci si dimentica del proprio cuore, si perde l'anima per guadagnare il mondo intero. Bisogna considerare che esistono due tipi di vanagloria: quella bassa e quella alta. Quella bassa è la gloria di bassa manovalanza, è l'ossessione appunto per l'onore, per il look, per l'immagine sociale. Il secondo tipo di vanagloria, il più pernicioso, è quello che tocca la vita spirituale, cioè tocca le cose cristiane. Per chi vuole essere cristiano, la vanagloria è il tarlo del bene. La vanagloria è uno scoglio invisibile che affonda la vita in un campo che sarebbe quello dove gli altri vizi non riescono ad entrare. Cioè si combattono gli altri vizi, si combatte la gola, si fanno digiuni, si combatte l'avarizia, si fanno atti generosissimi solo per la propria immagine. È terribile. Lussuria e ira sono pensieri così patentemente negativi. Noi vediamo in uno scatto di ira, anche se poi magari ce la giustifichiamo pure come un'ira religiosa, però è abbastanza facile vedere che stiamo trascendendo. Ma hanno una caratteristica: sono veloci, sono aggressivi e si sconfiggono solo essendo tempestivi, agendo subito. Invece altri peccati sono lenti, si avvicinano, come dire, piano piano, non con l'esplosione dell'ira, ma per esempio l'accidia lentamente prende in mano le cose. La vanagloria è difficile da identificare perché di fatto ha una sua certa virulenza, però è anche lento. Di fatto è difficile rendersi subito conto che uno sta facendo il bene solo per se stesso, solo per il proprio ego. La stima degli altri sembra un indotto secondario del bene fatto, e invece alla fine uno scopre dentro di sé che in realtà l'immagine è bellissima proprio di Evagrio Pontico, è come l'edera che circonda un albero. L'albero è cresciuto, quello che conta veramente è l'albero, ma l'edera gli è cresciuta intorno e a un dato momento l'albero non si vede più, si vede solamente l'edera e l'albero viene soffocato. La vanagloria si introduce di nascosto nelle cose buone, e allora noi dobbiamo tener conto, per esempio, della denuncia di questo vivere facendo il bene ma non essendo usciti dall'angusto recinto del proprio ego,
che per esempio è presente nell'inno alla carità di San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, che in altre trasmissioni qui dalla Radio Vaticana abbiamo commentato. Proprio arrivare a fare gli atti più santi in realtà non spinti dall'amore. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Ecco, patentemente noi abbiamo la possibilità addirittura di parlare le lingue degli uomini e degli angeli, avere la profezia, la conoscenza dei misteri e la pienezza della fede addirittura, e avere la capacità di dare il proprio corpo alle fiamme per amore, ma non in realtà per un amore adulto, vero, autentico. Uno solamente sta facendo degli atti estetici. Qual è la forza della vanagloria? L'estetica, ciò che si vede. Allora, nessun bene giova veramente al cuore se fatto per vanagloria, se fatto in fondo solamente per restare a prendersi cura della propria immagine e di se stessi. Insomma, con la vanagloria si arriva ad una condizione paradossale. Si combattono le battaglie giuste per il motivo sbagliato. Questo è triste, perché si diventa schiavi di una cosa mentre se ne sta facendo un'altra. Si è schiavi di che? Della idealizzazione. Infatti la vanagloria, a ben vedere, è un problema di autostima malata. È un problema di ego, cioè si finisce per essere incastrati dentro un meccanismo con se stessi che invalida la gioia dell'amore, mentre si fanno le cose buone. Per questo è interessante che questo tipo di pensiero è proprio un problema di relazione con Dio, un problema di recondito che si illumina solamente quando ci spostiamo dal problema della vanagloria al problema della gloria autentica, di ciò che resta, di ciò che vale. Allora, il testo classico è quello che noi leggiamo per iniziare l'avventura della Quaresima, quando siamo nel mercoledì delle ceneri. Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. E questa sarà la ripetizione di questo testo. Il ritornello: hanno già ricevuto la loro compensa. E allora si prega facendosi vedere, si fa l'elemosina facendosi vedere. E il problema è che la ricompensa è una ricompensa da 4 soldi, che non vale niente. Cioè, il vanaglorioso fa le cose per essere visto dagli altri, ed è qualcuno che scade, si autoconsuma per qualche cosa di cui non gli resterà niente. Per questo molto spesso la vanagloria apre le porte alla tristezza. Se non è appagata si è tristi, anche se è appagata si è tristi, perché di fatto non resta mai niente, e nello stesso tempo spalanca le porte all'orgoglio, perché quando si ritiene di aver conseguito successo, ecco che questo senso di affermazione diventa la chiave di se stessi, la chiave per leggersi. Insomma, bisogna considerare che un senso di frustrazione
accompagna sempre la vanagloria, perché il successo, essendo vuoto, non basta mai. E bisogna compensare questa frustrazione, ed è molto facile che la vanagloria si accompagni alla lussuria, cioè avuto il successo non si è veramente appagati e allora si cerca appagamento, un po' la gola, un po' la lussuria. Però è abbastanza tipico che nella storia gli uomini particolarmente affermati sono anche quelli con le più turpi abitudini sessuali, cioè quelli che hanno una stortura perché in fondo non sono appagati. Vediamo da ultimo quali sono i segnali della vanagloria, perché molto spesso, appunto, essendo perniciosamente segreta, si avvicina e uno non se ne rende conto, cioè uno si trova alla fine che le cose danno un senso di vuoto perché in realtà uno le ha fatte per vanagloria, quindi il bene non appaga più, e questo appunto è il pericolo. Allora, dobbiamo registrare i segnali della vanagloria. Sono molto brutti, diciamo così, e non vanno mai sottovalutati. Primo, la freddezza. Quando si è freddi nell'agire, cioè si fanno le cose ma in fondo c'è una freddezza di cuore, quando si vede che uno sta facendo cose anche molto efficaci, molto buone, molto lodate, ma uno resta glaciale nel cuore, uno ha un cuore distante, ecco, questo è un segnale, la vanagloria si è mangiata l'opera cristiana. Un altro segnale è il cinismo. Cinismo che è una forma di analizzare con una razionalità amara le cose, per cui si è maliziosi e si tende a vedere il male dappertutto, perché un po' la vanagloria viene proiettata sugli altri. Essendo così famelica, la vanagloria convince che tutti vivano di vanagloria, per cui magari non si accoglie il bene quando viene ricevuto. Si diventa insensibili. L'insensibilità, cioè per riuscire a capire le cose devo sempre lavorare di ragione, non ho impulsi intuitivi sentimentali. Cioè faccio le cose perché sono oggettivamente buone e non riesco a essere coinvolto personalmente in quello che faccio. Quindi il segnale della vanagloria tristemente rende tutto distante e si scimmiotta anche la gioia dell'amore. Perché? Perché il bene è stato svuotato del suo vero fine e il bene quindi diventa amaro. Perché? Non ha più quel valore centrale, perché uno sta vivendo, diciamo così, in un para-ego, non nel proprio io, ma in un ego che chiede di essere foraggiato e porta a un senso di frustrazione, a un senso di irrealtà e a una mancanza, ripetiamo, di appagamento, perché di fatto non si è la verità. Quindi il bene è degradato a desiderio di fama. E succede un'ulteriore cosa, l'ultima, la più brutta: non si ha più paura, pur di ottenere un pochino di attenzione, pur di difendere la propria immagine, non si ha più paura di trasgredire i comandi di Dio. E non si è più pietosi, perché visto che il bene lo facciamo esteticamente, è svuotato del suo apporto relazionale, della sua verità relazionale. Quindi faccio le cose e in realtà non sono appagato dal fatto che l'altro sia felice che io l'abbia servito. Sto chiedendomi se la cosa sia risaputa.
se tutti quanti stanno guardando dalla mia parte mentre sto servendo questo fratello, questa sorella. Ecco, è un'immagine abbastanza triste. Questa è la prima parte di questa avventura sulla vanagloria, però va guardata con attenzione questa roba qui, perché di fatto è qualcosa che può vanificare tutti gli sforzi cristiani. Dobbiamo saper mettere una prospettiva un po' più di speranza, logicamente, in questa logica, però in questa prima trasmissione dobbiamo guardare alla realtà. Chi patisce di più la vanagloria, curiosamente, sono proprio coloro che sono più vicini al bene, sono proprio coloro che fanno le cose più belle su questa terra. Logicamente la tentazione, che non dimentica mai nessuno, aggredirà forse più pesantemente loro che altri.